Per tornare a essere competitivi, i biancocelesti della NutriBullet Treviso Basket devono ritrovare l'entusiasmo di giocare insieme e la voglia di divertirsi. Ne fa innanzitutto una questione di testa Marcelo Nicola, l'argentino, bandiera della Benetton, trevigiano d'adozione da ormai 20 anni, chiamato a sostituire Max Menetti. Per lui è l'esordio come capo allenatore in Serie A. Bisogna dare fiducia, bisogna dare voglia, bisogna dare energia, però bisogna che anche loro la ritrovino da dentro. Sono loro quelli che vanno in campo e devono fare sì che in qualche modo si sentano felici di stare assieme e giocare assieme. Una stagione iniziata nel migliore dei modi, con un'esaltante serie di vittorie, ma quando le cose hanno iniziato ad andare male e la stanchezza a farsi sentire, il quintetto ha perso fiducia e con essa punti in classifica. La squadra è un po' in difficoltà a livello mentale, quello si vede un po' nel gioco, quindi i risultati hanno tolto la fiducia alla squadra e la squadra ha fatto fatica, soprattutto in attacco, però per non trovare una serenità e una maniera di giocare più allegra. Obiettivo salvezza, Nicola non si sbilancia, serve fare un passo alla volta, una partita alla volta. Domenica giochiamo contro Varese, poi si vedrà. I conti, ripeto, e mi sentirete dirlo ogni giorno, si fanno alla fine.